Pietro in questi anni li ha toccati spesso. Si è battuto quasi in solitudine per 20 anni contro Berlusconi e la sua forza. Ha osato contrastare nel merito questo governo delle banche che sta distruggendo le piccole e medie imprese che non hanno più ossigeno per sopravvivere e sono il tessuto su cui si regge la nostra economia. Ha criticato il totem, come il presidente Napolitano quando riteneva che non svolgesse con correttezza il suo mandato presidenziale. In soldoni, Antonio Di Pietro ha avuto il coraggio di mettersi contro tutti quelli che si chiamano cosiddetti poteri forti, perciò deve essere fatto fuori. Devo ricominciare? La bellezza della diretta. Ok. Mi metti il tempo per piacere? Prego. Vai. Questa isola si potrebbe intitolare Chi tocca i fili muore. E Antonio Di Pietro in questi anni li ha toccati spesso. Si è battuto quasi in solitudine per 20 anni contro Berlusconi e la sua corte. Ha osato contrastare nel merito questo governo delle banche che sta distruggendo le piccole e medie imprese che non hanno più ossigeno per sopravvivere e sono il tessuto trainante su cui si regge la nostra economia. Ha criticato un totem come il presidente Napolitano quando riteneva che non svolgesse con correttezza il suo mandato presidenziale. In soldoni, Antonio Di Pietro ha avuto il coraggio di mettersi contro tutti i cosiddetti poteri forti, perciò deve essere fatto fuori, deve pagarne le conseguenze. In questi giorni tutti i telegiornali, nei talk show, sui quotidiani, sui settimanali, il leader dell'Italia dei Valori viene dipinto come fosse un poco di buono, un imbroglione che in tutti questi anni ha carpito la buona fede di molti. E la trasmissione di Rai 3 Report della Gabanelli, un programma noto per la sua autorevolezza, che lo ha messo alla berlina, è l'ultimo tassello. Io penso che a Report ad Antonio Di Pietro sia stato teso un agguato mediatico e ve lo dimostro. Per esempio Report ha usato gli stessi argomenti, gli stessi temi sui quali Di Pietro aveva sporto e vinto diverse querele per calunnia contro i giornalisti e i loro giornali che si erano interessati dei fatti trattati in trasmissione. Due degli intervistati da Report e che hanno fatto da filo conduttore alla trasmissione, Elio Veltri e Mario Di Domenico, hanno raccontato le stesse menzogne che la magistratura ha sentenziato essere delle autentiche patacche, condannando entrambi a onerosi risarcimenti al leader di Italia dei Valori. È come se Gigi Di Meo a TPN mi accusasse falsamente di essere un ladro e il tribunale, dopo la mia querela, riconoscesse la menzogna condannando Gigi. E poi un quotidiano, per una qualche sua ragione, ritorna sul fatto e facesse un articolo sullo stesso argomento, intervistando proprio Gigi, dandogli in tal modo una credibilità, anche se è stato riconosciuto da un tribunale di essere un calunniatore. Ebbene, la Gabanelli ha usato proprio questo metodo, ha intervistato su questioni che toccavano Antonio Di Pietro due personaggi che i tribunali su questi fatti avevano riconosciuto come dei calunniatori. Questo è un modo scorretto di fare informazioni, perché si sa, una balla ripetuta più volte nella gran cassa mediatica alla fine finisce per essere riconosciuta come una verità acquisita. E Di Pietro non possiede televisioni né telegiornali, visto che non ha partecipato alla lottizzazione della RAI, né quotidiani né periodici, ha solo un blog sul quale si sta difendendo dalle menzogne, pubblicando tutti i documenti che dimostrano senza ombra di dubbio che tutte le accuse che gli vengono rivolte sono semplicemente delle clamorose bufale. Su questo voglio sfidarvi. Andate sul sito www.antoniodipietro.it, dove sono pubblicate tutte, ripeto, tutte le visure catastali degli immobili di Di Pietro. Controllate se lui e la sua famiglia possiedono le 57 o 58 case, come è stato milantato nei servizi di Report e ripreso poi da tutti i media. Ma c'è un dettaglio alquanto strano nell'inchiesta di Report, che secondo me va analizzato bene. E quando la giornalista chiede chiarimenti a Prodi sulla donazione miliardaria ricevuta nel 1995 dalla signora Borletti, quella delle macchine da cucire, è divisa con Antonio Di Pietro. Prodi si è ricordato la cifra della donazione che gli spettava al centesimo, dichiarando che l'aveva poi riversata all'Ulivo, di cui era leader, mentre Di Pietro sulla destinazione del lascito ha dato una risposta imbarazzata, non ricordandone i particolari. E allora chiedo a voi che mi state ascoltando, anche a te Gigi, se vi chiedessi a quanto montava il vostro reddito nel 1995, ve lo ricordereste? Io penso proprio di no. E allora viene spontaneo chiedersi:
per mettere in cattiva luce Di Pietro e farlo sembrare un imbroglione, come lo sono molti di questa classe politica corrotta, e poter dire che i politici sono tutti uguali, è alquanto strano che un uomo come Prodi, che ha avuto ed ha tuttora un'intensa vita politica e sociale, in cui è stato Presidente della Commissione europea, Ministro, Presidente del Consiglio, possa ricordare dopo 17 anni il preciso valore della donazione Borletti. O Prodi è picco della Mirandola, oppure è stato messo nella condizione di documentarsi. Io propendo per la seconda ipotesi, e mettendo vicine nel servizio le risposte di Prodi e di Di Pietro, emergeva la correttezza di Prodi e l'imbarazzo di Di Pietro, che non ha saputo dare una risposta credibile così su due piedi. A Di Pietro sarebbe bastato ricordare che Italia dei Valori è nato con un grande raduno a San Sepolcro nel 1998, quindi 3 anni dopo il lascito, per cui, come parlano le carte documentali, quel denaro donato dalla Borletti non era per Italia dei Valori, visto che il partito non esisteva ancora, ma era una donazione personale ad Antonio Di Pietro, che è servita poi per creare l'Italia dei Valori, visto che il partito nascente non aveva finanziatori occulti dietro le quinte. Chiudo questa isola ricordando nuovamente coloro che vogliono conoscere la verità dei fatti e non attraverso un'informazione basata sulle calunnie, di entrare nel sito www.antoniodipietro.it, dove troveranno tutta la documentazione e le visure catastali che spiegano più di tanti giri di parole che Antonio Di Pietro è vittima di attacchi vergognosi, indegni di un paese civile, e che anche dopo questa campagna mediatica di menzogne rimane uno dei pochi uomini politici italiani onesti e con la schiena dritta. Comunque vada a finire, Antonio Di Pietro, come si diceva un tempo, è e resta un hombre verticale. Ci rivedremo mercoledì prossimo. La mia non voleva, vediamo cosa dice, non voleva essere una critica sui 100 giorni, ma ci mancherebbe, insomma.